Bene signori, come avete potuto vedere ci troviamo a Macchitella, se non mi sbaglio, com'era? Suor Teresa Valsè, vero o no? Ma senti una cosa, ma mi stai riprendendo? Sei un cane. Sei videosorvegliato. Sei un cane randagio. Oggi la sarò progetto. Non so, e nemmeno che sarà amico mio. Com'è? A che ora commenta qualche cosa? Già è iniziato. Alle 4? Già è iniziato, stamattina alle 9. Sì, sì, lo sapevamo, però all'alba noi dormiamo. Oh, vorremmo capire non caso. Ciao! Com'è? Sto pigliando? Sì, ti sto riprendendo, sei videosorvegliato. Siamo alla giornata del latte. Bravo, sei uno intramato? Sì, dell'organizzazione. Bene, bene. Stavo andando a vedere cabino, o Braccialetti, produzione artigianale. andiamoli a vedere. Bella musica. Ciao Totò. Ciao! Com'è ragazzi? Ciao. Si può non registrare? Ma come sono fatte questa musica? Come potete vedere ci sono due bancarellette di prodotti artigianali fatti da fare musica topane. Le matite non funzionano, A me mi piacciono le matite. Com'è? Produzione artigianale? Sì. Questi che? Niente, siamo qui per non per quanto l'albero stava cadendo, come potete vedere, no? Il vento di stanotte lo sta spiccicando, no? Lo ha spiccicato ma in quanto volevo farvi vedere queste cose, il motivo del perché gli alberi sono morti, perché questi sono alberi morti, no? Sia questo che quello. Qua, come vedete, quest'albero è stato impiccato. La villa comunale degli alberi secolari è pieno di alberi fugate proprio da ferro falato e chiove appazzate. Un chiovo, quando tu ci pizzi un chiovo in l'albero, un chiovo scordato, c'è la villa che si sta diserbando. A voi la linea è sciolta. Ciao, però. Sai quello dei video di YouTube, vero? Sì. Ma lo fai un autografo per Un autografo? Per un amico mio. Come vuoi? Famolo. Ho nato scrivo, Tutti nella teledito video. Mo mettete. Ormai. Noi siamo fissati con quello dove andiamo a fare. Autografo, Totò Galante, no? Totò Galante. E vai. Grazie. Ma prego, ma figurati, non fare magari strano, hai ragione. No, perché noi siamo fissati. Ma non è che ci pigliano qualcuno, vero? Ah, bravo, No, ci piacciono i tuoi video, ma che scherzi? Noi ci passiamo le serate a guardare i tuoi video, ma che scherzi? Ciao, grazie a te. Canammo? E gli piace i ragazzi che fanno il muratore. E niente, cosa dire ragazzi, si arrangia. Addirittura uno mi ha chiesto pure l'autografo, qua c'è Testimone Saro Greco, sa vero che uno mi ha chiesto l'autografo? Vero. Mi ha chiesto l'autografo, io con vero piacere, anzi mi pareva pure strano, ce l'ho detto. Anzi vorrei aggiungere di più, questo video di immagini occasionali lo dedichiamo proprio a lui, che se si targa in tempo di Facebook ce lo scrivo pure su YouTube. Questo video, non solo l'autografo, ma pure il video è dedicato a te. Ciao bello, ciao ciao ciao. Bene, qua siamo, vedete, Conchiglia e centro storico. Certo, non abbiamo le piste ciclabili e pretenderemo anche le scale mobili ciclabili, e quindi ci prendiamo la bicicletta e saliamo. Aspettate che ho la tele, perché bene, mi sa che si era staccata involontariamente. Ecco, ci accingiamo alle famose scale dove c'è la scritta
sono altre scritte. Eccola qua, eccole, siamo qua, prometto ci sarò per la fine del mondo, che ormai è già passata. Buonasera. Chi è questo signore? Salve, sono Monia Cassarà. Giuseppe, ciao, benvenuto. Mettiamo qui la Sì, si parte. accomodi. Come ti vuoi sistemare? Famosa scritta terroristica. L'hai proprietà, bastardo. Certo che c'è. Dimmi. Io ce l'ho fatta, Saro. Io sono arrivato al traguardo. Certo, sono uno straccio, però ce l'ho fatta. Con la macchina rossa e dopo sì. Allora telefoniamo per. Ma perché il cellulare? Si facciamo portare io, scusa, manco tu oggi la casa, non l'ho capito, non è la stessa cosa. Allora fa portare qualcosa tu cazzo, fa portare un mixer. Stanno lavorando per voi. Ah, aspetta! Queste piantine sono stati piantumati dal comitato Macchitella Basta, di in loro tardi spontanea stavano volontà, discutendo, penso, di loro la spontanea questione volontà. Vedete dei pinetti. impiantistica. Questi diventeranno dei pini che ci stanno benissimo qua quanti perché megawatti avremo? siamo a mare. Oggi è la tempesta, però siamo a mare. Abbiamo le qua. autorizzazioni, E tutta tutto. questa striscia Manca che le vedete, dalle manco le canne vacche. lì Va bene, l'importante è aver fino per raggiunto dire alla duna lo lì, scopo delle chilometri, autorizzazioni. chilometri di macchia Poi i mediterranea, watt. come si dice, limitrofa al mare, sta per essere venduta dal comune, se non è già stata venduta. Questa è una cosa che ho sentito dire. Ho sentito dire perché? Perché si sente dire Gela? Perché ovviamente non sarà venduta come si deve, capito? Sarà venduta a modici prezzi e la gente comune non riuscirà a trovare il bando in tempo perché magari quando lo avrà trovato sarà scaduto. Le solite cose, tipo Parchi Mundolongo che è stato revocato. Ora i grilli si stanno interessando a sapere come, dove, quando, a chi e in quale maniera sta per essere venduto questo striscio di terra dove si potrebbero mettere panchine, tavolina, fornacelle, ombrelloni ai liberi cittadini. E invece sicuramente qua vedremo sorgere liti in calcestruzzo, alberi in calcestruzzo, tutte queste cose qua. Una foresta amazzonica. Scusa, lamma sapere principio come di viene incendio venduta questa oggi, come terra. sarà Io stato? voglio partecipare a questo bando, è possibile o non è Sotto possibile? questo albero. O fa Sì, parte solo della casta? Sì, qua, eccolo, qua è stato. Era stato qua. Che già dominato! Già Che proprio è una foresta amazzonica. Fermi lì, Fermi lì, Sì, dice l'amico. Saro non è di nessuno. Questo è stato. Guardate che schifo. Guardate, infatti sentivo puzze qua, c'è riunioni ci sono. Telaio di motorino, come potete vedere, sarà di qualcuno. E niente, che dire. Avete visto queste immagini occasionali di oggi che abbiamo trovato l'incendio occasionale. Ciao a voi la linea studio e salutateci il Gabibbo, va bene?